Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere con noi in studio Silvio Cecchinato, ricercatore storico con il quale dal tempo abbiamo il piacere e l'onore di condividere alcune tappe che abbiamo riunito sotto un tema, quello per non dimenticare. Possiamo anche dire per ricordare, perché ci sono alcune date della storia del nostro paese che magari non sono più festa nazionale e per questo se ne perde il significato. Una di queste è il 4 novembre, una volta era festa nazionale, festa delle forze armate, si ricorda in tale data l'armistizio della Prima Guerra Mondiale che venne siglato a Villa Giusti, in quel di Padova. Che successe in quei giorni proprio a Villa Giusti? Quei giorni delle trattative per l'armistizio alla Mandria di Padova, a Villa Giusti, dal 29 ottobre al 3 novembre, accadde che ci fu una richiesta, nelle trattative ci fu una richiesta, un incontro praticamente, una formalizzazione delle trattative attraverso la presentazione da parte alle ore 8 del 29 ottobre del capitano Camilla von Ruggera, un ufficiale di origine nobile, come dice questo qua, in Val Logarina, che si presentò con la bandiera bianca, purtroppo accolta con mitragliate che ferì lo stesso portabandiera, a cui seguì lo squillo di tromba perché erano sparate sul pianista fa quello che può, diciamo così, no? Perché gli italiani ancora non sapevano delle trattative. Nel fronte no, erano tutte segrete, dietro, si lavorava dietro alle spalle, no, di questa gente qua. In modo tanto... E passò il fronte alle 8:50 e l'autore del documento è il generale Victor Weber von Webernau, il quale il documento fu fatto pervenire con la massima urgenza al Comando Supremo di Abano, che si trovava ad Abano, e alle 21 la risposta, si era disposti a ricevere una commissione d'armistizio purché munita di regolari pieni poteri e quindi tutte quelle scambi, dopo ulteriori scambi di comunicazione telefonica tra Avio ed Abano alle 20:30 del 30 ottobre il generale Weber, il colonnello Seiler e il tenente colonnello Schneller arrivarono ad Avio, dove l'indomani mattina alle ore 8 trovarono a disposizione di proseguire per Villa Giusti bendati, tra l'altro presso Padova. Immediatamente si misero in viaggio su berline dell'esercito italiano e tendine abbassate, loro coperti gli occhi, attraversando Verona e Vicenza e giungendo alla Madre la sera verso le 20. Chiesero di iniziare subito i colloqui. Frattanto era stata composta la commissione italiana, presieduta dal generale Pietro Badoglio e una serie tutti di altri ufficiali. Gli incontri rimandati il giorno seguente cominciarono alle 10 del 1 novembre, alle 13:30 del 3 novembre gli austriaci furono raggiunti dal capitano von Ruggera, appunto come abbiamo detto prima, e dal generale principe di Liechtenstein. Alle 15 cominciò la riunione finale della sala centrale di Villa Giusti, quella villa che vediamo appunto proiettata lì, e alle 17 il trattato fu sottoscritto. Le ostilità avrebbero dovuto terminare alle ore 15 del 4 novembre, come avvenne. Questi sono i fatti, diciamo, raccolti in questa vicenda. Quindi è centrale Villa Giusti nella storia del nostro paese, perché fu dove si siglò l'armistizio al termine della Prima Guerra Mondiale. È centrale sia Villa Giusti che il re che era anche qui, perché noi avevamo anche il re che era qui sui colli, e rimase qui fino al 1919, rimase sui colli Ugani, no? Abbiamo all'interno di una serie di localizzazioni nei colli Ugani in cui abbiamo tutto lo Stato Maggiore, il re, la sua corte, eccetera, tutti ospiti in ville dei colli Ugani. Quindi praticamente... Cosa prevedeva l'armistizio? L'armistizio prevedeva innanzitutto la cessazione delle attività e poi dietro, e qua era l'alta diplomazia che si esplicherà, infatti il telegramma dell'armistizio viene inviato a Parigi al Presidente del Consiglio, il quale praticamente il re Vittorio Emanuele, firmato l'armistizio, lasciò Villa Italia di Lispida, che si trova nei colli Ugani, qua, vicino a Battaglia, presso Battaglia, solo nel luglio del 19, dicevo, prevedeva questo accordo, ho cessato il fuoco per adesso, però dietro c'era il patto di Londra, il patto segreto
il patto segreto che venne scoperto solo dalla Pravda fu denunciato con l'avvento al potere dei bolscevichi dalla Pravda numero 53 dell'ottobre del 1917. Grazie a loro abbiamo scoperto questo documento, se no ora non lo troveremo. Cosa prevedeva questo patto di Londra? Patto segreto? Cioè, il patto segreto di Londra non prevedeva tanto Trieste e Trento, no, prevedeva altre cose. Era un patto segreto fra i Savoia. Tra i Savoia, Sidney Sonnino, il presidente Salandra e un gruppo di affaristi, diciamo, tra cui gli Agnelli, Giovanni e tutta quella gente là, gli Ansaldo, i Pescecani, come li definirà Mussolini, prevedeva la spartizione delle industrie austro-ungariche. Noi avevamo 1302 locomotive, per esempio, che loro sì che funzionavano, tanto è vero che noi le colorammo. Non ci perdiamo. Ecco qui sì. E 150 abbiamo un enorme bottino di guerra, talmente enorme che provocò la reazione degli stessi operai tedeschi. Il primo sciopero nazionalsocialista da parte degli operai della Ruhr fu contro il caricamento di materiali ferrosi come indennità di guerra agli italiani, per dire. Era talmente gravosa e si basava sulla spartizione delle colonie, sia in Africa che in Asia, in modo particolare in Turchia, a Mosul stesso, nella zona petrolifera. Che adesso ma questo patto segreto influenzò i termini dell'armistizio? Prima di tutto noi eravamo alleati, fino ai giorni precedenti della dichiarazione del patto di Londra, noi eravamo alleati con gli austriaci. Trademmo l'alleanza e passammo armi e bagaglio con i franco-inglesi e i russi praticamente, grazie agli accordi, alla sproporzionata promessa che fecero gli alleati, che poi non mantennero a Parigi nelle trattative a Versailles. Per cui poi il fascismo, prima D'Annunzio, poi il fascismo inventò la storia dell'Italia mutilata, ma non era mutilata se noi avevamo Trento e Trieste, no? Non era per quello che ufficialmente noi combattevamo, no? Noi avevamo l'Alto Adige, poi che era zona tedesca, poi avevamo tutta la Dalmazia, la nostra attesa era verso l'Istria, esclusa Fiume, e a Fiume invece inizieranno nel 19 al grido di Eia, Alala, inizierà D'Annunzio, quel colpo di mano a cui, per rispetto di questo patto qui dell'armistizio, i cannoni di Giolitti aprirono il fuoco contro D'Annunzio, un altro passaggio che non è molto conosciuto. Fermiamoci lì, perché sennò rimaniamo al 4 novembre. Certo. Ecco, perché collegato al 4 novembre c'è anche un altro capitolo che so essere controverso, il fatto che l'imperatore d'Austria è stato beatificato. Sì, il 3 ottobre del 2004, nel silenzio generale, tant'è che mi hanno censurato quando ero assessore, hanno cancellato il fatto che questa notizia, una semplice dipendente del comune di Cadoneghe, ecco, a un certo momento Papa Wojtyła beatificò l'imperatore Carlo per il suo impegno a seguire l'appello di Benedetto XV, che definì appunto un'inutile strage nel suo telegramma all'inizio del conflitto, quello che stava avvenendo tra il 14 e il 18. Ecco. La prima guerra mondiale quante vittime ha fatto? La prima guerra in Italia 650.000. 650.000, ma complessivamente, qui prendo un elenco che ho qui sotto mano, che può dare una risposta al quesito che mi poni, e anche perché pone quella di altri paesi. Ebbe complessivamente, vediamo un po' i dati per darli ufficiali e non sbagliare. Vabbè, se li trovo. Non importa, insomma, quello sì. Era più... Sì. Ha avuto mobilitati rispetto alla popolazione, eccetera, caduti milioni di uomini, 1.900.000 la Germania, Russia 1.700.000, la Francia 1.350.000, l'Austria 1.200.000, l'Inghilterra 680.000, l'Italia 650-680.000. Tanto per dire i dati, la Turchia 440.000 e così via. Questi sono i caduti in milioni. No, in milioni, per dire appunto che il prezzo più alto lo pagò la Germania, secondo la Russia, la Francia, e l'Italia non è vero che pagò con 650.000, con 1 milione di... sempre troppi, perché venne combattuta nel Triveneto. Osserviamo un po', noi avevamo un fronte che era il Triveneto, non era tutta la nazione, mentre la zona francese era occupata da una lunga penisola che andava dal Belgio fin giù verso la Ruhr, no? La Alsazia-Lorena, quindi una zona... E poi minacciava di essere aggredita la stessa Parigi. Questi sono i morti, diciamo, per la guerra. Certo. Poi collegata a questa ci fu anche l'influenza spagnola. L'influenza spagnola. Che portò ad altre migliaia di vittime. L'influenza spagnola, che sommò
ai 650.000 morti, 375.000 morti solo che da noi, comportò un prezzo complessivo di 22 milioni di morti. No, 650.000 più 300 fa 1 milione di morti. Se fa 1 milione, cosa ho detto? 20, no, fa 1 milione di morti. No, ecco, la spagnola comportò 22 milioni di morti. Ecco, forse in tutto il mondo? In tutto il mondo, in tutto il mondo, sì. Mentre a noi furono ufficialmente 375.000 morti, che si aggiunge ai 650.000. Ma perché l'influenza spagnola fu così l'influenza feroce? spagnola, ecco, innanzitutto perché venne attraverso un virus che fu identificato solo nel 1933 come virus. In realtà avvenne con i contingenti enormi di carne che arrivavano qua spagnole, di maiale, erano stati contaminati da un virus che si ebbe nelle grandi matatoi nel Middle West americano, partì da lì, e la prima vittima l'abbiamo lì, no? La prima vittima a Camp Funston negli Stati Uniti, negli USA, il 4 marzo 1918. La seconda ondata arrivò in Europa nell'agosto del 1918, portata a soldati americani, anche qui. In Italia le vittime furono 375.000. I decessi complessivi appunto ammontarono a 22 milioni, fu un'enorme pandemia senza controllo, tant'è che con l'aviaria recentemente si ripropose il pericolo del virus della spagnola. Altra storia, certo. Appunto questi dati che viene taciuto quando si commemora questo importante prezzo pagato per l'unità nazionale, così lo ricordiamo noi per dare dignità, no? E fu che questa guerra nacque da un colpo di Stato contro il Parlamento italiano, che era astensionista per la stragrande maggioranza. Fu voluta Adesso non perdiamoci un'altra volta, perché rimaniamo al 4 novembre. Certo. È riconosciuta il valore e l'importanza di Villa Giusti nella storiografia? Nella storiografia no. Nella storiografia ufficiale viene citata come nome, fu siglato a Villa Giusti, punto. Vengono citati del resto in modo enfatico la vittoria, quando in realtà, se vogliamo raccontare i fatti, Giuseppe Prezzolini, un testimone dell'epoca, no? Proprio sul libro Vittorio Veneto, in La Voce di Roma 1920, quindi siamo a ridosso della guerra, scrisse che non si trattò affatto di una vittoria militare, per la semplice ragione che per esserci vittorie ci deve essere battaglia, e non c'è stata battaglia, è stato un esercito che era sfaldato in nazionalità. Dopo l'accordo di Roma, che garantì tutti quei morti, insomma, fanno capire che qualcosa ci fu, però. E aggiunse senza pietà: Vittorio Venne è una ritirata che abbiamo disordinato e confuso, non una battaglia che abbiamo vinto, aggiunge Prezzolini. Però il problema qual era di fondo? Che noi passammo all'offensiva ed avemmo nel giugno del 1918 qualcosa come 20.000 morti solo sul Grappa. Chi sfondò però a Cava Zuccherina, vicino a Jesolo, chi furono? I tommi inglesi, i mitraglieri inglesi fecero la testa di ponte di là e aprirono l'avanzata per Vittorio Veneto e per scompaginare in modo decisivo, ecco, forse il termine è questo, un esercito sbandato in fuga. Fermiamoci qui. In ogni caso ricordiamo il 4 novembre, giornata dell'armistizio, siglato a Villa Giusti in quel di Padova. Certo. Grazie a Silvio Cecchinato per averci ricordato alcuni passi di una pagina importante della storia del nostro paese. A voi, alla prossima. Grazie a voi.